L'ingresso in giunta del consigliere comunale leghista Valentina Cirino tiene banco da qualche settimana nei corridoi della politica locale. Di fatto, dopo le dimissioni del vice sindaco Trupia, si è fatta strada quest'ipotesi con un percorso ad ostacoli che ha visto l'attuale maggioranza fare quadrato intorno alla possibilità che la Lega entrasse a far parte della giunta e dunque dicendo no a Valentina Cirino. Il sindaco più volte ha cercato di mediare ma senza risultati e adesso è la stessa Cirino che vuole chiarire alcuni aspetti di tutta la vicenda. In merito alle notizie diffuse da alcuni organi di stampa dice: desidero chiarire con assoluta fermezza che né io né la Lega abbiamo mai manifestato interesse o avanzato richieste per entrare a fare parte della giunta. Al contrario, afferma, è stato il sindaco stesso a proporre ripetutamente questa possibilità, incontrandosi in diverse occasioni con il senatore Germanà, commissario regionale della Lega, per discutere della nostra eventuale partecipazione in questa fase conclusiva del mandato. Ritengo fondamentale, dice Cirino, ribadire che il nostro unico obiettivo è e rimane il benessere del territorio e dei suoi cittadini. Fino alla conclusione del mandato continuerò a svolgere il mio ruolo con dedizione, trasparenza e senso del dovere, come ho sempre fatto per il bene della città e dei miei concittadini. E poi parla di Agrigento capitale della cultura. È inaccettabile che questioni come queste vengano strumentalizzate distogliendo l'attenzione dalle vere priorità. Auspico, conclude, che tutte le forze politiche possano finalmente convergere verso un dialogo costruttivo, lavorando per il bene comune e abbandonando inutili conflitti e lotte per il potere.